Dovremmo essere quasi in onda, siamo praticamente in onda ormai. Siamo in onda? Non è come accendere l'interruttore lì, siamo in onda, ma poi deve spargersi la voce che siamo in onda. Ah, ma cominciamo già? Senza Frido? Non stiamo cominciando. Questa è l'anteprima. Allora vogliamo spiegare, perché la gente si chiede, ma perché manca Frido? Manca all'anteprima e manca Frido, perché Frido viene solo per cenare. Non è vero, è impegnato lavorativamente. E allora ancora presto e allora arriva più tardi. No, spieghiamo per quale motivo facciamo questa anticipazione, questa anteprima, come la vogliamo chiamare? Questa entry. Questa entry. La vogliamo chiamare una entry. Questa Che entry? Una 3. Un entrée alla francese, se fosse inglese entry. È inglese. E allora noi la facciamo per ricordare al pubblico che, attenzione, è la penultima puntata di Roba Forte. Ecco, Questa sera. Giovedì 5 aprile. 5 aprile siamo in diretta, a partire dalle ore 21:45 di solito ci sarà 21:45 e 22, via. un grandissimo appuntamento con Roba Forte, sempre qui al Boffi, il birrificio delle officine ferroviarie, Corso Sommeliere 12, diamo l'indirizzo perché poi la gente dice ma dov'è questo posto? È proprio sul cucuzzolo del cavalcavia di Corso Sommeliere, esattamente. Il Boffi, noi vi aspettiamo sia per cenare insieme a noi. Questa sera potete farlo insieme allo Bue, è un'esperienza che non è male, mettetevi un kiwi. Però io non pago per nessuno. No, assolutamente, pagano loro, però dico, se ci sono gli spaghetti mettetevi il kiwi, perché lo Bue quando mangia gli spaghetti fa e anche col pane io li mangio. Si agita, no, fa schizzi da tutte le parti. Ma non è vero. Questo sarebbe vieni a cena di noi. Vieni a cena di noi magari. E poi dopo vieni a vedere di noi Roba Forte. Ecco, questo è diciamo il titolo spiegato in maniera chiara. Vi aspettiamo, per questo appuntamento che è il penultimo. Il penultimo. Di questa stagione di Roba Forte, quindi di queste che sono le nuove rubriche. Sì, perché poi le nuove rubriche, la nuova stagione, perché poi ci prenderemo una pausa per registrare, dottore, dobbiamo finire il disco perché partirà la campagna del crowdfunding. Lei si era dimenticato di dover registrare. No, io non mi ero dimenticato, anzi noi faremo partire presto una campagna di crowdfunding dove noi vi chiediamo una mano, un aiuto, posso mettermi in ginocchio, posso supplicare, non si vede se si mette in ginocchio adesso posso supplicare il pubblico, sono già in ginocchio, dateci una mano perché tra poco partiremo col crowdfunding per completare questo disco che è già iniziato e avete avuto modo di ascoltare il singolo e di vedere anche il video legato a questo primo singolo dal titolo Stoppi. Che deve ancora uscire però il video. No, deve ancora uscire. Ce lo stava chiedendo la gentile signorina che ha fatto parte del video, signora che è attrice e che è la punta di diamante di questo video, ci chiedeva ma è uscito o non è uscito? No, ancora no. Deve pazientare ancora qualche minuto. Ancora qualche giorno perché tra poco usciremo in anteprima nazionale, quindi lo stiamo facendo per certo, faremo le cose alla grande. Stiamo caricando la molla. Caricando la molla. Attenzione poi quando parte. E poi quando parte dove arriva. Va bene. Allora, dottore, vogliamo dare anche qualche indizio su questa sera? Mai. Lei sa che io non do mai indizi, la gente ha piacere a venire a sorpresa. Ormai chi viene qui non è pubblico, fa parte di questa Repubblica Indipendente. Quando tu metti i piedi, ecco, non è più pubblico ma è repubblico. Hai capito? È il Repubblico. È Repubblico. Quindi perché questo non è pubblico ma è Repubblico. È Repubblico, perché quando entri qua tu fai parte di un'altra legislazione, fai parte di un altro mondo, fai parte di un'altra terra. Addirittura l'avrete capito, a sentire me e lo Bue non si parla neanche la stessa lingua. Ma che cosa sta dicendo? Addirittura un'altra lingua si qua. Più l'italiano. Ma la smetta. E allora vi aspettiamo numerosi, ma non diamo anticipazione, perché al pubblico se gli togli il dubbio, se gli togli il, come dire, la voglia, la curiosità, ecco, non mi veniva il termine, se gli togli la curiosità, il pubblico l'unica cosa che si può anticipare è che come sponsor questa sera per l'ora esatta abbiamo di nuovo Chen.
Ecco, anticipiamo che c'è, non lo dica troppo forte, ancora non viene la gente. No. Ecco. Lo tenga per lei. Lo tenga per lei, abbiamo però si è raccomandato l'ingegnere Chen. va bene, noi si può fidare di noi siamo persone serie. Si può fidare. Tra poco, da meno di 2 ore saremo in onda. Infatti, quindi tra poco noi ci già andremo mangiati, a rifocillare, ma andremo a mangiare. E l'unica anticipazione che possiamo dare è che anche questa sera c'è un grande ospite. Sì. Oh, ma almeno c'è quello scritto, possiamo dire, nell'evento no? c'è scritto. C'è scritto nell'evento. Sì. Quindi io non anticipo niente dicendo che c'è Alessandro Castelletto. C'è già scritto. C'è già scritto. Se vuole dire qualche cosa in più. Però se vuole lo può dire chi c'è. Ecco, allora c'è Alessandro Castelletto, Visto? grazie. Parleremo di cinema, però in un modo curioso, non nel solito modo, che poi quando si parla di cinema spesso ci si mette a ridere. Ci si mette, scusa, a dormire. Noi lo faremo ridendo, sì. Lo faremo in un modo spigliato, vivace, faremo vedere ispezioni di un film, presenteremo l'ospite e insieme a lui faremo una cordiale chiacchierata, sul cinema e su quello che sta facendo. Su quello che sta facendo lui e com'è sul cinema in generale, il cinema mondiale. Ma lei è afferrato su questo argomento? Io sono afferrato, sì, non scappo, non ti preoccupare, mi afferro bene. Ecco, ancora le mani sono forti. ancorato su lo bue, lei deve stare sereno con me, io so un po' di tutto. No, perché io mi preoccupavo. Non si deve preoccupare. Savino, non si preoccupi. Allora, e quindi dottore abbiamo detto questa cosa qua, non vuole dare nessun'altra anticipazione? Io non voglio e qualcosa non sulla posso, musica, non posso dare, non può. posso, Le ma mani non legate, posso. Allora vogliamo fare un quiz. Vogliamo fare un quiz. Vogliamo fare un quiz. Con la Z, quiz. Quiz. Ecco. Si può anche dire quiz. Dove si dice quisquiglie, in alcune parti. Signorina, ha già finito di attaccare stasera? Allora sarà un po' vuota stasera. Ma la smetta. Non dica così, un attimo. Sono andato a prendere rinforzo. Il rinforzo. Allora, ma facciamo un quiz. Adesso noi anticiperemo qualche nota del brano che andremo poi a suonare e cantare questa sera, perché sapete che facciamo anche musica dal vivo. Chi dovesse venire prima, appena inizia il programma, viene qui e riconosce il brano, ce lo dice e in premio noi gli diamo il regalo, diamo una consumazione, una cosa carina. Quindi cosa possiamo dare come indizio? Facciamo un indizio. Diamo le caramelle. Diciamo che il testo è in italiano, ma ci sono degli errori grammaticali. Ma come degli errori grammaticali? Scusi, te parli di un testo poetico, ma non è che sono degli errori. No, ci sono degli errori perché quando tu... L'hanno scritto male. È scritto male, ecco. O l'ha scritto lei o l'ha stampato in internet. Magari l'avessi scritto io, comunque. L'ha stampato in internet. Ma no, ma è proprio così. Non l'ha tracopiato. Non l'ho tracopiato, è proprio quello originale. Allora, quando dice e tu pretendevi, no, ecco, invece sarebbe e tu pretendeva. A parte che... Ma che va? A parte che tu prendevi, non è pretendevi. Va bene. A me risulta così, tu prendevi, non pretendevi, e poi tu pretendi, no. Tu pretenda, cosa vuol dire? Tu pretenda. Che tu pretenda che cosa? Da me. Ma come? Scusi, ma cosa pretenda? Quando tu dici, tu pretendi ma non apriamo discussione sulla grammatica italiana alle 8. Ecco, dove la gente dobbiamo invogliarla a venire, lei si fa delle figure barbine, oscene. Ecco, qui c'è un errore. E tu prendeva, è quello corretto. E poi non vado avanti col testo perché sennò se ne accorgo. Prendeva. Quindi è un testo anche sgrammaticato, ma bello. È un testo in italiano bello. Questo è l'accordo, noi vi lasciamo così, speriamo di ritrovarvi anche con la risposta esatta per quello che è il primo quiz. Ricordiamo vi offriamo noi di bere. Da bere, scusi. Vabbè, parliamo un'altra lingua proprio ormai. È come la canzone. Esatto. Lo faccia lo scrittore. Vi aspettiamo numerosi questa sera al Boffi, il birrificio delle officine ferroviarie.
Corso Sommeliere 12, penultimo appuntamento con roba forte, non mancate. Si può anche cenare meravigliosamente, quindi vi attendiamo per la cena di noi e poi lo spettacolo di noi al Boffi, numerosi. A tra poco.